Cari amici, perché io credo che questa sera, essendo un momento così di celebrazione di un compleanno piuttosto importante, credo che ci ritroviamo veramente tra amici di Capriva, tra amici che sono venuti a danzare insieme a noi dell'Ucenico e da Passons, quindi credo che il momento sia decisamente così di raccoglimento veramente tra amici, insomma, di un momento di simpatia. Inizierei innanzitutto dando la parola alla nostra vice sindaco, che è Sabina Capello, che oltre che vice sindaco è anche presidente del gruppo folcloristico caprivese Michele Grion, per cui credo che abbia cose, come dire, qualcosa da esprimere. Sì, buonasera a tutti. Giustamente Antonio, comunque per il comune di Capriva è un onore avere al proprio interno non uno ma bensì due gruppi folcloristici che portano alte le tradizioni e il nome di Capriva in tutta l'Italia e anche in tutto il mondo. Perciò questa sera vedere soprattutto anche per il mio taglio professionale la maggior parte del pubblico, genitori e bambini, questo veramente riempie di gioia, perché come amministratore è fondamentale dare queste basi sane e di principio proprio ai bambini, ai ragazzi, e quindi non possiamo che essere ultra contenti di avere al nostro interno così questi due gruppi folcloristici. Io ti ripasso la parola e grazie, buona serata. Allora, noi questa sera presentiamo un libro che parla di più di 40 anni di folklore giovanile qui a Capriva. Dopo Benito vi illustrerà un po' tutta quella che è la storia del folklore, di cui una lunga parte ho condiviso, insomma, a causa della figlia, insomma. E poi ho continuato a condividerla presentando i festival del folklore di di quella associazione che ha condiviso proprio con il gruppo di Capriva una lunga parte del cammino. Noi siamo nati ufficialmente come gruppo folcloristico Primavera, costituito nel 99, e appena un anno, 2 anni prima era nata proprio la AFGR. Io direi che Michele Gasparetto, che è presidente adesso della FGR, allora la Costituzione era stata effettuata da Sandro Piccini, ma Michele c'era già da quella volta, quindi lui ha tutta la storia della FGR bene nel cuore, e credo che un po' nel cuore abbia anche il gruppo folclorico Primavera. Michele. Buonasera a tutti, grazie per l'invito e naturalmente porto il saluto anche del consiglio direttivo dell'FGR. Come diceva Antonio, questa associazione è la nostra garanzia, il nostro futuro. Senza i bambini il folklore piano piano andrebbe a scomparire, per cui grazie al grandissimo lavoro che hanno fatto appunto la Sandra Piccini per molti anni, poi succeduta da Alessio Moretto, hanno fatto questo grandissimo lavoro di tenere vicini i ragazzi, creare anche un evento che è molto importante ed è uno dei 3 eventi a livello mondiale che vengono fatti in Italia, che è il Festival Mondiale Giovanile, per cui questo modo di continuare le tradizioni, e anche grazie alle istituzioni, all'UGF in questo caso, che ci aiuta economicamente, cerchiamo di trovarci con questi ragazzi e di farli conoscere tra di loro, di farli esibire tra di loro, come vediamo anche questa sera, per cui un modo per tenere vive le nostre tradizioni. Io vi ringrazio ancora e ringrazio anche i gruppi che fanno parte giovanili dell'FGR, perché continuamente con i loro genitori e i loro accompagnatori, quando si organizza qualcosa, sono sempre presenti. Grazie e tanti auguri per il gruppo. E come ha detto giustamente Michele, noi abbiamo un'associazione
tra tutti i gruppi folcloristici del Friuli Venezia Giulia. Io credo che siamo una tra le poche regioni che ha, se non l'unica, adesso non ho dei dati, tu ce li avrai sicuramente e ce lo saprai dire, ma credo che siamo, come su tanti altri campi, una specie di, come dire, di tracciapista, insomma. Noi abbiamo un'associazione che raccoglie tutti i gruppi ed è una validissima interlocutrice della regione, da cui poi appunto arrivano quelli che sono i contributi che ci consentono alla fine di lavorare. Quindi diamo la parola a Claudio Degano, presidente dell'UGF, Unione Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia. Grazie, buonasera a tutti. La cosa che mi preme è vedere tanta gente presente, ma non gente, amici, stimatori, genitori, che sostengono in questo caso il gruppo Primavera che, come dicevo, ha i primi 40 anni, no? Perché qualcuno ne ha molti di più dei 40 anni, il vostro caro Presidente. Io ho solo 15 secondi. Detto giusto, questa unione dei gruppi folcloristici del Friuli Venezia Giulia, che sono tante sigle, ma è un'associazione, appunto l'associazione di riferimento della nostra regione, ed è invidiata e ci sono molte richieste da altre regioni per poter realizzare anche loro queste unioni. Chi meglio di noi folcloristi, perché io ho fatto parte del gruppo folcloristico, ma faccio parte ancora col cuore, quindi sono da più di 50 anni che ballavo, perché adesso non ballo più, e chi meglio di noi può portare avanti le esigenze, no? I progetti, i programmi dei nostri gruppi folcloristici. Ecco, questa è stata un'intuizione della regione che funziona e funziona bene. Quindi io faccio gli auguri per questi primi 40 anni, ma anche per quelli che seguiranno. Anche perché, come diceva Michele, giustamente con l'associazione giovanile, il nostro futuro sono i ragazzi. E anche con la bella iniziativa che ormai sono, non vorrei sbagliare, 24 anni che c'è il Festival Giovanile del Folklore, è una peculiarità tutta italiana, perché siamo solo 2, forse 3 che abbiamo questa iniziativa. Quindi auguri al gruppo Primavera, ma auguri anche al gruppo, all'associazione giovanile per il nostro futuro. Grazie. E veniamo a quella che è la base della serata, ovvero sia la presentazione di questo libro. Quando si è pensato di fare un libro sul gruppo Primavera, le alternative erano due: cercare di scrivere proprio una storia, ma era una storia abbastanza lunga, abbastanza difficile, no? Da andare a scrivere, da riuscire a cogliere poi tutto quello che è successo in questi anni. Poi quando si ha a che fare con dei bambini che erano bambini 40 anni fa, quindi vi lascio come dire, fare i conti e sapere che oggi sono probabilmente i genitori dei bambini che abbiamo adesso, insomma. Quindi era abbastanza complicato, i fondi sono quelli che sono e si è scelto di fare un libro fotografico. E quindi ci sono le foto, quelle che abbiamo trovato dei primi nostri anni fino all'anno scorso. E adesso lascio giustamente la parola a Benito per raccontarci invece a voce quella che è sinteticamente ovviamente la nostra storia. Bene, buonasera. Sì. Bene, io, come ha detto Antonio, io voglio raccontare come è nato, diciamo, il gruppo folcloristico Primavera. Innanzitutto chi ha cominciato diciamo, con il gruppo è stato Gianfranco Brion, che con la scuola elementare di Capriva ha formato questo gruppo, però al momento il gruppo faceva solo, diciamo così, spettacoli quando a fine scuola. Nel 1983 il gruppo da scolastico viene così far parte del gruppo Michele Grion. Nello stesso momento i bambini hanno fatto una votazione al tempo di come chiamarlo per un po' differenziarsi dal gruppo grande, e allora hanno deciso Primavera, che è il nome che porta attualmente, per distinguersi dagli altri. Comunque a fine anni 80
Gianfranco ha passato la mano alla Nadie per l'insegnamento diciamo così, del gruppo e che fino attualmente ancora diciamo così, lo conduce. Il gruppo poi diciamo, ha preso parte a si è preso forza con i bambini e ha partecipato a tantissimi festival sia in Italia che all'estero, in Austria, in Croazia e in Slovenia. Nel 98 poi il gruppo Primavera diviene autonomo e il primo presidente era stato Antonio. Nel 97, come abbiamo già detto prima, è stata fondata la nazione dei ragazzi, cioè la FGR, e nel 2000 è stato fatto il primo festival. Noi abbiamo ospitato il gruppo CNR che nel 2001, vista l'amicizia tra i due gruppi, che siamo stati invitati a ballare a Cina, al Festival Mondiale dell'Amicizia in Cina. La Cina popolare, i giovani danzerini siamo portati nelle scuole, nel Guangxi, abbiamo partecipato nel tempo nelle scuole. Veramente andavamo alle 7 di sera, per noi era una novità andare a ballare nelle scuole, ma là veramente vanno a scuola dalle 7:30 del mattino fino alle 7 di sera. Siamo stati nelle scuole di Guilin e Nanning, in più abbiamo visitato Hong Kong. Nel 2002 siamo stati invitati a Mosca, in Russia, per rappresentare l'Italia al Festival internazionale Rosa Vetrov di Mosca, che è un'importante vetrina dei gruppi folcloristici di tutta la Russia. Oltre a queste importanti trasferte, il gruppo, scusate io il gruppo in questi 40 anni ha portato il festival di manifestazioni in Italia e all'estero. Inoltre ha partecipato in colti culturali organizzati nelle scuole dell'Italia e all'estero. In Italia con la scuola media di Montorio e Romano di Teramo e una in provincia di Catania, all'estero con le scuole di Papa in Ungheria, Ptuj in Slovenia, Spital in Carinzia, Golfat in Stiria e Umago in Croazia. Non solo folklore, ma un vero e proprio progetto educativo che comprende anche le esibizioni annuali alla festa provinciale dell'Anfas, alla festa dell'anziano sempre qui a Capriva, nelle residenze assistite di anziani a Cormons e a Gorizia e nei centri di riabilitazione mentale e in luoghi di disagio. Ecco, prima di concludere voglio così ricordare 3 persone che non ci sono più, ed è Gianfranco Grion e il filarmonicista Ugo Marussi e, come già prima hanno detto qua chi mi ha preceduto, la Sandra Piccini, che è stata la prima presidente anche della FGR. Ecco, per concludere voglio così ringraziare dai 40 anni fino al giorno d'oggi chi ha collaborato con noi e chi ci ha aiutato, il comune, l'amministrazione comunale di Capriva, la regione Friuli Venezia Giulia, la parrocchia, perché nei primi tempi andavamo, cioè fare da mangiare, ospitare, quando venivano i gruppi andavamo in parrocchia, il gruppo folcloristico caprivese Michele Grion, sempre per la collaborazione, noi, la F, che abbiamo qui il presidente, e come detto anche Moretto che l'ha preceduto, e l'UGF, qui abbiamo un rappresentante che ha così contribuito in parte anche alla realizzazione di questo fotolibro. Un grazie anche alla Nadie per i 35 anni oltre che insegna al gruppo Primavera, e a chi dà una mano attualmente sono le nostre ragazze che fino a qualche anno fa facevano parte anche loro, la Aura,
la Alma, la Siria, un nome un po' mi sfugge. Ecco, grazie anche a tutto il direttivo, in special modo qua alla Susi che lavora assieme a me tanto, che mi aiuta tanto, e tutti, come ho detto, tutto il direttivo, a tutti i suonatori. E io ho finito qui e buona serata. E io mi permetto di aggiungere un grazie a Benito che continua il suo lavoro, continua a far parte del gruppo folcloristico caprivese Michele Grion, continua adesso a fare il presidente, ma anche aiuta Nadie per così tirar su i nostri bambini, i nostri ragazzi. Si fa in quattro in paese, si fa in quattro con i gruppi, e quindi credo che veramente un grande grazie vada a lui. Facciamo ancora un applauso, grazie, perché è lui che trascina. Tutti quanti collaborano, ma è un grande carro quello del folklore, ma davanti c'è sempre uno che tira, insomma, e qualche volta tira anche tanto, devo dire, no? Magari qualcuno anche dice brutto lì qualche tu, però meno male che c'è, se non ci fosse dovremmo inventarlo. Allora io adesso concederei i nostri ospiti che parlano. Allora abbiamo dei ricordi da consegnare, quindi come non mi hai detto prima, per cui chi porta, chi consegna? Allora, un attimo che chiamiamo i nostri piccoli del primavera, chi viene a consegnare i ricordi della serata. Intanto ringraziamo anche Don Ugo, appunto prima abbiamo ringraziato la parrocchia, Don Ugo è qua presente con noi questa sera, quindi grazie per esserci. E vediamo un attimo chi arriva. Niente, raccontiamo qua la storia dell'orso a questo punto, insomma. Vediamo di ricordare un po', no? Benito ha fatto un riassunto veloce, poi voi vedrete su questo libro. A proposito, alla fine della serata, dopo che si sono esibiti i gruppi, noi avremo un piccolo brindisi per gli adulti laggiù in fondo alla mia destra, quindi da questa parte, per intenderci. Da questa parte avremo invece il libro. Chi vorrà portarsene a casa una copia, chiediamo cortesemente un contributo di 10 euro per sostenere appunto le spese della pubblicazione. E qua invece verrà allestito un piccolo rinfresco, neanche rinfresco, qualcosa da mettere sotto i denti, riservato però ai bambini, per cui preghiamo cortesemente gli adulti di restare là in fondo per il brindisi invece. Eccoci qua, sono arrivati, eccoli tutti pronti, e allora adesso possiamo consegnare il ricordo della serata. C'è una a caso che organizza, una che non ho mai visto, non so esattamente. Ah, è Nadie, ma guarda un po', L'applauso a Nadie ci sta, non perché sta consegnando i premi, ma per tutto il resto, per i 40 anni e forse anche più. Dopo, no, ma bastano 40, insomma. Allora, consegniamo. Allora, signor Sindaco, in doppia veste.
Ecco anche Don Ugo. Don Ugo tutto c'entra sempre, non cosa fare. Allora, fatto? Consegnato? Bene. Ai gruppi, ai due gruppi, li consegniamo subito? Allora, consegniamo anche ai due gruppi che sono ospiti, quindi qualcuno del gruppo di Passons, due ragazzi del gruppo di Passons, una rappresentanza, e una rappresentanza del gruppo di Lucinico. E qui è la consegna al gruppo di Lucinico. Bene, potete prendere posto in prima fila per assistere a quello che sarà invece lo spettacolo di questa sera. E come vi dicevo, abbiamo due nuove componenti, ma che sono talmente nuove che non possiamo ancora neanche farle esibire perché sono arrivate praticamente ieri. E quindi sono Giulia di 6 anni e Benedetta di 9. Quindi, tanti auguri ragazze! Come vedete avete lunghi anni da trascorrere insieme al Primavera e poi magari potete anche fare il saltino nel gruppo grande. Bene, gruppo folclorico Primavera.
e non li dimostrano, E bravo il nostro gruppo musicale. Grazie. Allora adesso intanto che si prepara il primo dei due gruppi ospiti, che è il gruppo dei Passons che si esibirà questa sera, a proposito del gruppo musicale, Bruno, vieni un po', fatti un po' vedere. Allora, adesso vi racconto di questo signore che quando siamo andati in Russia, notarsi, non so, penso che lo racconto per quelli che sono di Lucinico, di Passons e che non sanno questa cosa. Noi siamo andati in Russia esattamente quando c'era stato l'assalto al teatro da parte del gruppo dei ceceni. Noi siamo partiti con l'aereo la mattina in cui durante la notte le truppe russe erano entrate nel teatro e avevano fatto quello che dovevano fare, ripulito un po' tutto, eccetera. Quando siamo arrivati in Russia abbiamo trovato Mosca blindata, ovviamente non si poteva andare sulla Piazza Rossa, non si poteva fare niente, ci hanno portato un po' fuori Mosca, poi ci hanno fatto visitare alcune cosette fuori, insomma. Però insomma, era una situazione un po' così. Eravamo dentro una specie di dormitorio, insomma, un posto dove si dormiva, dove si faceva colazione la mattina con le salsicce bollite, cose dei crauti e cose di questo genere. E però, siccome si stava tanto tempo dentro, questi signori qua, lui, Paolo Violin, l'amico qui che è con noi, hanno pensato bene di trascorrere alcune serate insegnando ai ragazzi la femmina dal todero. Avete presente la femmina dal todero? Aveva un baul che dentro gli era todero. Ecco, bene, c'era un motivo. Dopo questo, intanto voi l'avete insegnato ai ragazzi, tanto per fare la risata, perché poi oltretutto eravamo vicino a Halloween, abbiamo fatto Halloween là, c'è una foto insomma sul libro. Fatto sta che ci portano, non so, in una scuola, in una cosa dove dovevamo semplicemente fare il teatro, già prima, insomma, eravamo in una specie di convivio, insomma, in cui non era previsto che facessimo spettacoli. Però siccome i ragazzi di lì hanno cantato qualche cosa, hanno detto cantate anche voi qualche cosa. E cosa abbiamo cantato noi? La femmina del todero. E naturalmente in russo, cioè i russi no, tutti contenti, battere le mani e così colà. Poi quando l'abbiamo raccontata la versione, cioè dei nostri interpreti, l'ha detto è meglio che non facciamo la traduzione perché così rimane tra noi, insomma. E poi naturalmente questa cosa ce l'hanno fatta rifare anche in uno spettacolo. Il pubblico era felice, quindi se vi capita di andare a Mosca e qualcuno vi canta la femmina del todero, sapete da dove siamo arrivati. Allora, grazie Bruno. E Pino, ecco scusa Pino, non mi veniva su Pino, anch'io comincio a avere i miei annetti, loro hanno 40 anni, ma io ne ho qualcuno in più, insomma. Allora, arriviamo invece a quello che è il primo ospite di questa sera, che è il gruppo folcloristico di Passons. Allora, lo conosciamo, però è bello anche ogni tanto dire un po' qualcosa di questi gruppi. E collocati in una zona ricca di prati e alberi secolari, il nome di Passons, sapete che è una frazione di Passant di Prato, deriva dalla parola latina pastionis, che in italiano equivale a pascoli, e dall'espressione friulana la Passons, che come che Dulce Savein significa il pascolo. Il gruppo è stato fondato nel 1984 da Don Diego Moro Putti nell'intenzione appunto di avvicinare i bambini allo studio della musica e delle danze folcloristiche. È un'associazione ovviamente senza scopo di lucro, però è una realtà particolare in Italia, forse l'unica, perché ha al suo interno 4 settori di operatività: il balletto folcloristico, la banda musicale che è molto conosciuta, il gruppo vocale femminile e anche una scuola di musica, quindi molto attiva sul territorio. È il gruppo balletto folcloristico è un gruppo giovanile composto da bambini e ragazzi, e le danze sono eseguite con musica dal vivo, come potete vedere, quindi dobbiamo fare l'applauso anche a Sunadoska.
Ovviamente sono stati anche loro in Italia, all'estero, in un sacco di posti. Il primo brano che ci fanno vedere vale la pena di sentire un po', si chiama Il Most di Verzegnis e trae ispirazione dalla storica produzione del Most che tuttora è attiva appunto a Verzegnis. Il Most è un sidro di mele, anche se a dire il vero anticamente veniva preparato con le pere, pensate un po' in carne. Le danzerine ci faranno immedesimare nella raccolta delle mele, avete visto anche gli alberi delle mele, e nei giochi attorno ai grandi tini dove un tempo venivano lasciate fermentare le mele fino alla produzione del Most, che alla fine verrà allegramente sorseggiato dai più grandi. Gruppo folcloristico di Passons. E questo era il Most di Verzegnis. Adesso i bambini e i ragazzi di Passons ci faranno vedere due danze. Una è la Stiche, che è una delle danze classiche che loro ci fanno vedere nei festival, è una delle danze popolari più diffuse in Friuli. Il titolo tradotto letteralmente significa poco, e con poco un tempo ci si divertiva. Infatti il ballo inizia con un semplice gioco di battimani tra i bambini. La musica è suonata anche in Austria e Slovenia, a riprova dello storico legame culturale che il territorio friulano ha sempre avuto con le nazioni confinanti. E poi ci sarà una polka, Viva la polka, che è una danza coreografica arricchita dai nastri colorati usati dalle ragazze, e il ballo si sviluppa su una musica allegra che viene suonata non solo in Friuli ma anche nelle regioni contermini di Slovenia e Carinzia. Cominciamo con la Stiche.
Evviva la polka, quindi. E adesso vediamo dei simpatici personaggi con una cresta in testa, Credo che stia arrivando la Meneghine. Un tempo la scelta dello sposo era molto importante nella vita delle ragazze. Il ballo Meneghine narra la storia di un giovane pretendente che chiede la mano alla sua amata. Il giovane possiede ben poche ricchezze, ma mostra con orgoglio il suo pollaio, eccoli qua, alla madre della giovane. Il galletto e le gallinelle ben impressionano la futura suocera, che decide di buon grado di concedere la mano della figlia. E sono cambiati i teams, Allora, una volta avere un buon gallo, evidentemente funzionava. Come se tu hai un giallo che c'ha massa, ti arriva la lettera d'avvocato. Concludiamo l'esibizione del gruppo di Passons con la più classica, come dire, delle musiche, quelle che cantiamo tutti in Friuli, no? Le villotte friulane. In un'unica danza sono racchiuse e legate tra loro tutte le più importanti villotte. Sono canti tipici, come ho detto, della tradizione popolare friulana, nati nella nostra regione attorno al XV secolo e si sono poi diffuse anche nelle altre regioni dell'Italia settentrionale. Questo ballo, che inizia sulle note di l'allegria e dei Zovins, l'allegria e dei giovani, non penso che sia una traduzione, e termina con Ocebilci Sera Udin, che si può considerare la bandiera della danza friulana. Chiudiamo con le villotte e complimenti al gruppo folcloristico di Passons.
Is dat waar, Don Ugo? Beh, il prende è un altro discorso, non tengo a buttare in polemica, insomma. Allora, bene, grazie al gruppo musicale di Passions e ai suoi danzarini. Allora, il 1929 è un anno importante per il folklore, specialmente dalle nostre parti, perché sono nati i principali gruppi folkloristici che ci sono in provincia di Gorizia. È nato il gruppo Michele Grion, è nato il Santa Gorizia ed è nato il gruppo dei danzerini di Lucinico, fondato appunto nel 1929 dal cavalier Mario Cecutta, insieme ad un gruppo di amici amanti della musica e del ballo. Si indulge i Sometimes, Qua io butto un'idea, no? Il centenario, impegno e serietà, consapevoli che questi valori devono essere trasmessi ai più giovani, e quindi fin dagli anni 50 si è dato vita a una formazione giovanile che negli anni si è sviluppata e rafforzata anche grazie alla collaborazione proprio con le scuole. I danzerini eseguono uno spettacolo composto da danze, canti e scenette coreografate, vediamo dove posso mettermi, che rappresentano i vari momenti di vita quotidiana, le stagioni e i sentimenti. Le musiche dell'orchestra del gruppo che vedete si sta preparando fanno parte della tradizione popolare friulana, e i costumi si ispirano e riproducono gli indumenti usati dai giovani del luogo durante i giorni di festa a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo. Ci fanno vedere 4 danze: la piccola danza, che è una scenetta tradizionale che vede protagonisti i piccoli danzerini di un tempo, quando si ritrovavano nella piazza del paese attorno al pozzo, giocando, danzando e cantando. Si potranno vedere alcuni dei giochi con i quali i bambini di allora trascorrevano tanto tempo assieme. Poi la Torototele, che è una danza contadina che si ballava per festeggiare il Licof, la fine dei raccolti, prende il nome dagli antichi cantastorie che giravano le contrade friulane, i torototei, che accompagnavano i loro canti con gli strumenti a corda che ora non sono più in uso. Il bar Furlan: tutti i popoli della terra cantano e ballano per esprimere la gioia di vivere. Questo atteggiamento è un momento di intima fratellanza tra etnie diverse, tra giovani ed anziani, amici ed estranei. Tutti sono uniti in un momento magico e rapiti nell'incantesimo dell'amore. Questa danza vuole rappresentare l'indole genuina del popolo friulano. E poi chiudono con Scarazzole e Marazzole, che è un antico ballo friulano risalente a prima del 1500, probabilmente di epoca medievale. Si pensa che le coreografie di questa danza evocassero riti magici, tanto è vero che anticamente veniva eseguita anche per evocare la pioggia nei periodi di siccità. Non mi parla serate giuste per farle, ma insomma. La musica, accompagnata dal canto, trascinerà con un ritmo sempre più incalzante i piccoli danzerini nelle loro coreografie. Speriamo che la storia della pioggia sia fasulla. Ecco. Piccoli danzerini di Lucinico.
piccoli danzarini di Lucinico, un grande applauso. Allora io avrei piacere un attimo, anzi i danzarini di Lucinico avrebbero piacere che un rappresentante del Benito e Anadie, ecco, Benito e Anadie, non un rappresentante qualunque, Benito e Anadie. Benito, vai sul palco. Ordini superiori. Eccoli, aspettiamo anche Benito che sta arrivando, è stato mandato di corsa. Credo che dietro sia pieno di bambini, quindi ci sarà difficoltà a passare. No, sta arrivando. Eccolo! Porta un applauso alle due colonne. Alle due colonne, eccoli qua. Daniela, che invece è la colonna di Lucinico. E adesso chiamiamo invece sul palco tutti i gruppi per il saluto internazionale del folklore. Prima di concludere però vorrei intanto ricordare che laggiù in fondo vicino alla porta c'è il banchetto per chi vuole prendere uno dei libri e ricordare che il grande grazie per le fotografie che troviamo in questo libro va a Mario Grion, il nostro indimenticato fotografo, Sandra Bregant, Marina Castellan, Anadie Cristale, Katia Culot, Enrica Manfreda, Massimo Persoglia, Sabrina Picotti, Doriana Tirel e Benito Tofful. Grazie a tutte queste persone che hanno contribuito alla realizzazione di questo libro. Adesso siamo pronti, anche voi tra il pubblico, tutti sulle mani per il saluto internazionale del folklore. Su, bene queste mani, forza, ecco così, avanti. Grazie a tutti della partecipazione, tanti auguri al gruppo Primavera e a tutti i gruppi folclorici d'Italia e del mondo che continuino a portare avanti le nostre tradizioni. Buona serata.